E bentornati al mitico cortocircuito con il mitico ritardo accademico. Tra l'altro non ho neanche il monitor spia, quindi oggi non Ottimo. vedrò neanche quello che vedete. Ma detto questo, benvenuti a tutti, buon venerdì pomeriggio. Come al solito, insieme al sottoscritto Pierpaolo c'è il bellissimo, Ma direi anche splendido, performante, meraviglioso, esaltato non profumato, e soprattutto molto simpatico avrei da ridire. Vincenzo. Adesso piano ah no, Vincenzo Letta. Ciao! Allora, puntata che nasce con ritardo, perché? Perché siamo stati qui a preparare centinaia di contributi, come vedete dal televisore alle mie spalle, che dimostra un certo tipo di animazione proprio di quelle frizzanti. Ok, detto era una super settimana, pregna. Esattamente, una settimana molto pregna, perché appunto siamo stati a preparare tutti i milioni di contributi che ci accompagneranno in una puntata veramente scoppiettante. Perché? Perché ci sono due argomenti di discussione molto importanti per l'appunto. Il primo è ovviamente, come avrete capito, PlayStation 4 Pro, però volevamo fare una, diciamo... Cioè, dovevi subito abbassare l'interesse dell'utenza, No, quindi subito... PlayStation 4 Pro è alto però. PlayStation Ok. 4 Pro... Come mai parliamo? Vabbè, ne parliamo dopo. Non parliamo di PlayStation 4 Pro, cioè non state qui attaccati perché, insomma, non vogliamo parlarne da un punto di vista puramente tecnico, perché ne abbiamo parlato veramente tanto, ma vogliamo spostare un pochettino il focus sulla questione dei giochi, visto che Antonio è stato a Londra, avrete visto sicuramente la nostra copertura su una serie di giochi importanti che usciranno su PlayStation 4 Pro, e l'argomento di oggi proprio... cioè, quello di cui parleremo oggi sarà proprio come i giochi si sono evoluti e come andranno a essere supportati con PlayStation 4 Pro, quindi non solo una questione di chip. Ma non andate via, perché sta già scappando. Lo faremo in compagnia del buon Simone Tagliaferri, che è comparso per l'occasione e ci farà compagnia durante questo primo slot. Ma, come diceva Vincenzo, la puntata va in crescendo. Perché? Perché abbiamo deciso di dedicare il secondo slot della giornata a Slaps and Beans, questo titolo completamente italiano, possiamo dire, sviluppato dai ragazzi di Trinity Team, che è questa sorta di videogioco semi-ufficiale, No, ufficiale. ormai hanno avuto ufficiale, ufficializzazione. ormai ufficializzato, dedicato a Bud Spencer e Terence Hill, in particolare alle gesta che li ha visti accompagnare nella nostra infanzia, o magari qualcuno di voi nell'infanzia dei vostri genitori. Non nella mia, visto che erano noto. anni 70, io ancora dovevo... Vabbè, io però nella mia infanzia... No, però li ho film visti, li ho recuperati un po' in ritardo. Però sì. Comunque Bud Spencer e Terence Hill, insomma, due personaggi storici nella cinematografia italiana, nonché grandissimi esponenti degli spaghetti western. Praticamente c'è questo gioco ufficiale che è uscito su Kickstarter proprio ieri l'altro, se non un paio un paio da di pochi giorni fa, giorni, comunque. con già sta raccogliendo tantissimo successo. Yes. Ne parleremo un pochettino per sdrammatizzare, anche per farvi conoscere altro rispetto al Call of Duty, Battlefield e così via. Ne parleremo insieme a Gerardo. Gerardo non ricordo il cognome, ma tu me lo dirai. E vabbè, approfondiremo dopo. E Bravo. poi Fabrizio, comunque assieme agli sviluppatori. Esatto, due persone del team di sviluppo. Prima di iniziare subito con PlayStation Pro, ne approfitto come al solito per ringraziare tutti i moderatori, tutti voi ascoltatori che siete sulla nostra chat di Twitch, o lo state guardando, insomma state guardando la puntata sul sito, magari la guardate addirittura in on demand. Io vi ricordo sempre, perché moltissimi la vedete in on demand, ricordatevi sempre però, venerdì dalle 16 alle 17 la facciamo live, quindi magari venerdì prossimo collegatevi in tempo. PlayStation 4 Pro. Ok. Io direi, ce lo vogliamo portare subito dietro, Simone, o vogliamo fare un po' di cappellone? Possiamo fare un breve Vai. cappellus. Sì. E poi introdurre Simone che ci dirà la sua. Anche perché tu sei super tu addirittura l'hai ordinata, giusto? No. Assolutamente, io sono acquirente da day one di PlayStation 4 Pro, che ho ordinato su una notissima catena di videogiochi che non è multiplayer.com. Sembrerà una cazzata, ma questa è a sottolineare il fatto che i videogiochi e le console le paghiamo e le compriamo, a differenza di quello che continuate a dire voi dentro i commenti. Vabbè. Per cui E io invece rappresento proprio l'altra sponda in tutti i sensi, Esatto. in questo in Colui che non la particolare, compra. ovvero quello che rimane con la PlayStation 4 e non ha Esatto. intenzione minimamente di fare il passaggio. io ho un problema, per cui porterò indietro la PlayStation 4 e prenderò la PlayStation Io ho un 4. problema che sono i soldi. Ok, perché altrimenti l'avresti cambiata? Con soldi infiniti forse sì, ma visto che Capito? non esistono Non ho i soldi infiniti, l'avresti cambiato. Cioè, è veramente un problema di soldi? Perché no, è è il importante. valore, è il valore. Vedi, è importante però quell'elemento. Che si dice solo una questione di soldi. è Lo un vedremo conto. tra qualche anno quando i giochi saranno esclusivi per PlayStation 4 Pro. Potente questa cosa qui. Questa già ha lanciato la bomba. Perché? Perché effettivamente il dialogo si muove su più fronti. Il primo è
che Simone tra l'altro ha evidenziato molto bene in una delle nostre notizie del giorno, ovvero è evidente come si sta configurando la situazione che PlayStation 4 Pro sostituirà probabilmente troppo velocemente PlayStation 4 base. Perché? Perché da questa evoluzione che c'è stata in questi 2 mesi, dall'annuncio fino ormai all'uscita, è che PlayStation 4 non è come Xbox One S, cioè, tra virgolette, la stessa console con però il supporto a 4K. È una console dove la maggiore potenza di calcolo non viene utilizzata solo per renderizzare a una risoluzione prossima al 4K, quindi migliorare i giochi per chi ha i televisori 4K, ma ci saranno tangibili e importanti differenze anche per chi ha semplicemente il Full HD. E quindi si è spostato subito il focus, ovvero ho il 1080p, me la compro sta console, ovvero cosa cambierà nei giochi per renderla appetibile, posso sfruttarla anche se non ho il super televisore 4K? E direi che da tutta una serie di giochi, di informazioni sui giochi che sono uscite, assolutamente sì, ci saranno importanti differenze sui giochi attuali anche per chi non ha il 4K. Sì, più che altro è interessante vedere come affrontano gli sviluppatori le diverse risorse che vengono date a disposizione e come diventa più versatile la console a questo punto con diversi setting. C'è chi lo sta facendo bene, chi lo sta facendo un po' meno bene. Fammi qualche esempio. Non so, a me piace molto come la Rise of the Tomb Raider, Esatto. che dà queste tre opzioni in base a se preferisci la risoluzione 4K a discapito del frame rate, oppure il frame rate. No, perché sì, con Rise of the Tomb Sì, Raider 4K non è che a discapito perché sembrava un frame. no, a 4K discapito se dall'altro lato però c'hai l'opzione frame rate che te lo spara invece a 60 e poi Però a c'è 1080. a 1080 Esatto. chiaramente. E Perché poi sono c'è- tutti compromessi chiaramente. Esatto. E poi c'è la terza opzione che invece è sull'effettistica. Esattamente, l'effettistica che è 1080p con il frame rate garantito almeno a 30, però con i super effetti speciali. Infatti la mia preoccupazione è quella del, adesso diciamo garantito, cioè Sì. garantiamo questi frame rate che a 30 e a 30 non scende, a 60 e 60 non scende. Io voglio vedere tra i prossimi giochi che vengono sviluppati, quelli un po' più, insomma, quelli un po', non gli adattamenti, non i giochi già usciti che vengono poi adattati, perché il timore mio è che si arriverà a un punto in cui c'è l'opzione che ti fa, non so, ti fa crollare il... Perché a me, io sono uno di quelli che preferisce la consistenza, con la costanza nei frame rate, no? Più che la qualità grafica. Più che la qualità grafica. E vedere un gioco che mi crolla anche su console, non so, un po' Ti dà fastidio. mi infastidisce molto. Lo stesso sistema lo avrà anche Nioh, che Nioh tra l'altro che sta avendo questa genesi particolare, titolo terze parti, senza fondamentalmente, titolo terze parti, che però Sony sta trattando praticamente come... È anche esclusiva perché uscirà solo su PlayStation 4, ma per Sony, vista anche l'importanza che è stata data a questo evento a Londra, lo sta praticamente trattando come se fosse un titolo quasi sviluppato internamente, quasi una prima parte, e avrà la stessa tipo di feature di Tomb Raider potenziata, perché in pratica permetterà di scegliere fra il 4K vero in rendering con 30 frame al secondo garantiti oppure il 1080p a 60, ma anche permetterà di selezionare sia il 1080p a 30 con settaggi alti, anche se non si guadagna, insomma, come dire, se non c'è insomma questa necessità di farlo girare a una velocità stratosferica, sia un 1080p a 60 comunque con risoluzione maggiorata, perché se a voi non interessa di avere un 60 stabile potrete avere anche il settaggio in cui il frame rate si muove, tenta di arrivare a 60 ma non è necessariamente 60 Ecco, io preferisco fisso. quella di Tomb Raider perché è vero Sì. che Nioh dà più possibilità di scelta allo smanettone. Allo smanettone, Però esatto. io preferisco se per l'utente l'utente occasionale, perché comunque chi non ha sbatta, cioè tu hai tre opzioni, velocità, risoluzione e effetti grafici, sai perfettamente Cosa dove, scegliere. dove andare a puntare. Già se metti troppe e opzioni. poi il rischio, ti ripeto, è che cominciando a mettere troppe opzioni, Sì. ci sono delle opzioni che fanno, insomma, fanno un po' più schifo delle altre sul lungo termine. Vediamo un pochettino. Io Quali- preferisco comunque poche ma buone. Quali sono quelli che non lo stanno facendo bene? Quali sono Perché quelli tu hai che non detto stanno chiaramente, facendo detto- bene? No, io ti stavo dicendo in ordine, diciamo, per esempio, tra tutti quelli annunciati, poi ci stanno quelli che non danno proprio opzioni, che semplicemente ti dicono così si vede su PlayStation 4 Pro e stop.
no? Tipo mi sembra Hitman, hanno detto semplicemente ci sarà il supporto al 4K, lo Sì, stesso nell'ultimo paio di Infamous giorni, ha detto ci esatto, sarà il che supporto, ti nessuno spiegano come sa. funziona, cioè quali sono le novità, però non ti danno la possibilità. Ecco, io preferisco avere la possibilità, fermo restando che ogni possibilità deve essere, diciamo, curata allo stesso modo. Quindi tu lo preferisci rispetto ad avere, non so, mi viene in mente forse Horizon, poi qui ci Mm. dirà Simone se ricordo male, che se non sbaglio è 4K o 1080p, nel caso del 4K cercherà di avere un bel frame rate, nel caso del 1080p cercherà di avere un bel frame rate e quello che cambia è semplicemente la risoluzione, anche se in realtà sappiamo che il 1080p ci sarà l'abilitazione del super sampling, cioè tecnicamente sarà comunque più bello da vedere, ma all'utente finale arriva solo 4K 1080. No, ecco, esatto, facciamo chiarezza. Io preferirei che non ci fosse proprio la scelta a un Esatto, certo quindi punto, 4K cioè, 1080 perché così adesso ci si sta avvicinando un po' al troppo all'ambito PC. PC. Esatto. Mi fa però cagare, mi fa, mi fa schifo l'idea che un gioco fa in un modo, un gioco fa in un altro, cioè mi farebbe piacere vedere uno standard che venisse seguito. Nel momento in cui lo standard apparentemente diventa, ti diamo diverse opzioni tra cui scegliere, Sì. preferisco appunto poche come Tomb Raider, però ben chiare. Ok, mi No, piace. opzione film, che è Allora, opzione film sì, di sì. Nioh, Allora, è una cosa molto interessante, tanto ne approfitto di nuovo per salutare Sara che vedo che è arrivata puntualissima a farci domande, le domande che state scrivendo in chat, insomma un po' di considerazioni che scrivete sulla chat di Twitch. Allora, anch'io devo dire che sono molto combattuto, nel Mm. senso che quello che tu dici. Tu nasci PCista. Esatto, nel senso che ho l'animo PC dove ti dico, non mi dispiacerebbe un futuro in cui posso settare i settaggi, nel senso posso scegliere se avere l'anti-aliasing piuttosto che le texture migliori, piuttosto che le ombre migliori. Ovviamente non con l'estremizzazione di Tomb Raider su PC che ha veramente tantissimi settaggi, però una roba 4-5, nel senso, ecco, preferisco i modelli più belli o i paesaggi più belli o le ombre più belle, però lì e lui in tempo reale mi dice qual è il frame rate che raggiungo. Non mi dispiacerebbe nell'animo PCista. Contemporaneamente dico, ok, la cosa meno di massa che una Esatto. persona. Poi se vuoi fare lo smanettone hai il PC, dai. Esatto, che una persona possa Io immaginare. vorrei sentire l'opinione invece Esatto. di Simone, sono molto curioso. Tiriamo dentro a questo punto Simone Tagliaferri che presentiamo, eccolo qui, dovrebbe comparirci qua dietro le spalle grazie alle magie. Già aveva una faccia di una persona molto interdetta, ti abbiamo beccato sul fragrante Simo. Lui, Simone non ha bisogno, per voi che ci seguite su multiplayer, non ha bisogno di presentazioni, è uno dei maggiori cagacazzi della nostra sezione news. A lui si devono tra i più grandi flame, tra i titoli più fastidiosi, leggendo i vostri commenti che trovate tra le notizie del multiplayer, nonché è uno anche dei redattori di punta della testata, comunque è uno dei 4 newser, ti mettiamo in questo modo. Simo, ci Ciao senti? a tutti. Ok, ci senti. Allora, Non- no, Ogni tanto porca troia. ecco. È partito il microfono. E salutiamo Simone! Questa è la Eh, bellezza del dai, live. Iniziamo Noi ti subito sentiamo a però lavorare se col cominci a microfono bestemmiare, ficcate per terra. Mi sentite? Noi perfettamente, quindi puoi bestemmiare, imprecare, fare quello che vuoi, ti sentiamo perfettamente. Io sentivo la questione, intanto diciamo che Sony, ma il discorso del rischio che la console diventi come un PC per adesso è limitato, nel senso che Sony ha dato delle indicazioni precise, ossia c'è un range all'interno del quale gli sviluppatori possono muoversi e che poi, se ricordate quel famoso Sì, documento PowerPoint, conteneva tutto, era il documento ufficiale che avevano gli sviluppatori, da cui nacquero delle voci interne, non so se per Paolo probabilmente se le ricorda, sì, e quello determina quelle che sono le linee guida che devono seguire gli sviluppatori. Quindi, se di base non è mai richiesto, per esempio, il 4K nativo, chi arriva a 4K nativo comunque ha la possibilità tra i 1080p e i 4K di gestirsela come vuole. come gli pare a lui. Come Se gli non pare a lui. sbaglio, se non sbaglio, l'unico requisito era deve essere meglio comunque di PlayStation 4 normale. C'era il discorso del frame rate, deve almeno andare allo stesso frame rate della versione PlayStation 4 liscia, se non ricordo male. C'era una richiesta del genere, fondamentalmente. Sì, sicuramente non deve essere peggiore, Eh. cioè quello è richiesto, altrimenti non passi la submission, che sarebbe praticamente quando invii il gioco al produttore hardware e lui verifica che tu abbia seguito tutte le linee guida che ti sono state date per poi arrivare al momento della pubblicazione. Riassumiamola così.
che è un grosso problema, ma detta così sembra abbastanza semplice. E- A me però, aspetta se ti interrompo, io però ho le due domande prima su cui ci giravamo intorno, ok, Vince, che è una cosa che secondo me interessa di più ai lettori, visto che tu, allora, per la prima è semplice, sei stato autore di un articolo molto importante, di un articolo, di una notizia molto importante in cui dici PlayStation 4 Pro suppianterà PlayStation 4 base. sì, 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 Perché? assolutamente. Cioè, ma questo riguarda non tanto PlayStation 4 Pro, ma proprio come è cambiato il modo di concepire le console. Cioè, succederà lo stesso con Scorpio rispetto a Xbox One. Piano piano, cicli più brevi produrranno console nuove più frequenti, aggiornamenti di console nuove più frequenti, che marginalizzeranno quelle più vecchie, i modelli Sì, usciti prima, e piano piano renderanno i modelli che adesso sono quelli di punta, PlayStation 4 Pro, Scorpio e così via, mh, i modelli entry level. Quindi piano piano ci sarà uno switch tecnologico che sarà sfumato, non è più come prima che usciva Switch, ok, non volevo parlare della console Nintendo, che pare che anche quella c'era degli aggiornamenti comunque, dicono varie voci non che per ti Nintendo perdere in farà. digressioni, Simo. Comunque, via digressioni. E c'è questo discorso che sarà se questo tipo di mercato console prenderà piede, sarà naturale che si crea una sfumatura per cui piano piano. Immaginate che prima le console erano casse che venivano piazzate davanti all'utente, adesso è come se fossero un rullo che piano piano se le porta via e mette al centro i modelli, modelli sempre nuovi, rendendo l'ingresso nella nuova tecnologia più accessibile. Certo, perché Ok? comunque il prezzo lo tieni sempre fisso e man mano comunque dai sempre roba più aggiornata. Sì, comunque ci avrai sempre dei modelli magari che costano di meno, che comunque ti garantiranno l'ingresso dell'utente nella generazione, e l'utente potrà usare tutti i giochi, perché le linee guida che danno i produttori hardware in questo momento, quelle di Microsoft sono un pochino più dubbie, perché ancora non sono precisissime su Scorpio, poi magari quando ne saprò di Ne più parleremo. ne parleremo. Quelle Sony adesso garantiscono che tutto ciò che esce per Pro sia anche compatibile cioè che esce per PlayStation 4 sia da una parte compatibile con Pro, ma dall'altra parte che non penalizzi PlayStation 4, E la allora versione questo ti base. voglio fare, esatto, questa è la seconda domanda che era stata un po' la cosa che aveva buttato lì Vincenzo all'inizio della puntata, Io non l'ho ovvero buttata lì in realtà, perché all'inizio si era sempre detto, Sony aveva detto assolutamente non ci saranno esclusive su PlayStation 4 Pro, i giochi saranno, sì. l'offerta sarà la stessa anche su PS4, eppure nella recente intervista a Cerny gli hanno rifatto questa domanda, lui ha detto è così adesso, però non possiamo prevedere il futuro, quindi ecco, vedi, cioè, già il Già futuro ha è messo le mani incerto. avanti. Quindi, Vabbè, quindi c'è anche per te, sì, Simo, è credibile pensare che ci sarà un momento in cui ti diranno questo gioco lo giochi solo su... Cioè, è difficile da comunicare se dirai Se questo lo giochi diventa solo su come con gli Pro, eh. smartphone, succede così. diventerà come. Allora, attualmente la linea guida dice esattamente, tradotta in italiano, non si possono fare i giochi in esclusiva PlayStation 4 Pro. Quindi è E il importante una problema linea è che, guida. ok, cioè se tu fai un gioco in esclusiva PlayStation 4 Pro, Pierpaolo e quell'altro, Vincenzo, Antonio, scusa. Gennaro, Lorenzo. Stavo di lettera, però mi sembra troppo colloquiale per una persona distinta come te. Se voi due mettete e fate un gioco esclusivo, non potete. Sony non ve lo passa, vi dice guarda, non passate la submission, dovete farlo anche per PlayStation 4 normale, se no ve lo pubblicate dove pare, ma non su PlayStation 4, ok? Ok. Quindi, però le linee guida si aggiornano col tempo, cioè non sono un monolite immutabile. Quelle, per dirvi, PlayStation 3 saranno state cambiate almeno 4 volte, Ok, ok? Ma quindi si può ipotizzare che magari fra un anno e mezzo Sony, quando si prepara a lanciare Death Stranding con Kojima, dica Death Stranding che arriverà nel 2020, presumibilmente, sia esclusivo PlayStation 4 Pro. io immagino che No, tu dici no, No, dico magari non Death Stranding. perché io sarà immagino che PlayStation 5 direttamente Death Stranding. No, visti i tempi di Kojima, pure 6. No, seriamente,
E potrebbe essere possibile quindi una roba del genere dal tuo punto di Ma io vista. immagino che, visto come va il mercato, quando PlayStation 4 Pro venderà, cioè quando su PlayStation 4, le PlayStation 4 vendute saranno in maggioranza PlayStation 4 Pro e il numero di accessi da PlayStation 4 normale saranno bassi, Sì, Sony dirà ok, adesso dato che la base installata di utenti attivi è soprattutto su PlayStation 4 Pro, potete fare anche i giochi quello che esclusivi vi su pare, PlayStation certo, 4 certo. Pro, perché Al- comunque non vi conviene più andare a ottimizzare su PlayStation 4 normale. sì, ma Sarà puntate dove c'è tutto. più mercato ormai. Ok, Al- è sempre così che funziona, non è una questione di dispetto o di... quando c'è un mercato che lo supporta, un formato diventa standard, no? allora, un po' di domande del lettore. Se siete d'accordo, farei un po' di Sì, sì, domande ai sì, lettori anche perché che se ne sono accumulate diverse. tantissime. Allora, io le faccio a voi due. Poi il primo che vuole risponde. L'importante è, Simo, se rispondi te, devi rispondere in 15 secondi. È Ok, fondamentale questo elemento. Allora, la prima è che arriva da Macno, che ci dice: Mark no, Spencer ha detto che la grafica non ci stupisce più. E anche qui, se non ricordo male, ne hai scritto qualcosa te, Simo. sì, sì. E lui dice: io dico, aspetta che la grafica arrivi al realismo e poi ne riparliamo. Quanto dobbiamo aspettare, secondo voi, per avere un nuovo step grafico che si noti? Perché effettivamente questo è il grande problema. Quando vedi PlayStation 4 Pro, e io credo anche quando vedrai Scorpio, sì, lo vedi che cazzo, guarda che roba, ma non è come dice Spencer il salto quando sono passati da 2D al 3D o da Xbox 1 Xbox 360 o PlayStation 2 PlayStation 3. Quindi, chi di voi due si vuole divertire? Vai, Simo. Ma secondo me è solo cioè, questa è principalmente una questione percettiva. Come scrivevo nella notizia, i giochi da adesso hanno una quantità di dettagli in più rispetto anche a quelli della passata generazione, Sì, che è impressionante a livello di ciò che viene calcolato dal sistema, ok? Solo che non li vediamo perché il cervello elabora la scena, da una certa distanza soprattutto, elabora la scena e per vederli quei dettagli ti devi andare a mettere vicino allo schermo, esatto. fermarti e metterti a osservarli. Soprattutto Soprattutto lo noti specie se hai due televisori con due risoluzioni diverse accanto con la stessa immagine, percepisci veramente i dettagli. ok, e quanti ce ne abbiamo e quanti sono gli utenti che giocano così? Nel senso- Tanti giocano spesso su televisori anche molto piccoli, cioè nel senso che comunque stanno su dei setting limitati, hanno delle configurazioni limitate in cui certi dettagli non risaltano. Sì, sì. Per questo poi non c'hai l'effetto stupore che c'avevi, per esempio, passando da PlayStation 2 a PlayStation 3, in cui vedevi un aumento di risoluzione, un aumento dei dettagli delle texture, un aumento che era macroscopico, che lo notavi a occhio. Adesso devi andarlo a esaminare. Tutto ciò che comunque richiede un'attività ulteriore da parte dell'utente, che non sia guardare e sbavare, è comunque penalizzante rispetto a quello che è lo stupore, che è comunque un sentimento spontaneo che ti dà qualche cosa. Cioè Esatto. non... Tra l'altro, Ok? mi aggiungo a quello detto Simone, si ricollega anche un po' a quello speciale che avevo pubblicato, che avevo scritto su come scegliere un televisore 4K, Mhm. che è molto interessante perché le linee guida anche sul televisore 4K dicono che a parità di pollici, quando passi dal 1080p al 4K, dovresti dimezzare, quando cioè agli stessi pollici, dovresti dimezzare la distanza visiva dal televisore. Cioè, se per vedere bene un 50 pollici in 1080p devi stare a, adesso non mi ricordo i numeri precisi, facciamo finta, a 4 metri, per vedere bene un 50 pollici in 4K devi stare a 2 metri, quindi cioè, perché altrimenti non noti, Certo. ti sembra di stare a guardare ancora il 1080p e di nuovo, quante persone hanno in salotto un televisore da 60 e lo vedono a meno di 3 metri? Io credo veramente pochissimi abbiano questo setup di configurazione. Figurarsi per chi ha il 30, il 33, il 40, cioè ci devi stare in bocca, altrimenti non riesci a percepirlo. E sarà sempre peggio, perché già quando si fanno valutazioni sull'8K sarà ulteriormente dimezzato per poter vedere gli elementi che differenziano la questione. Quindi, cioè, una L'abbiamo lotta visto con The Witcher, ad esempio, esatto, sul bravissimo. portatile. Sul Titan Pro di Mm, MSI, cioè vedevi col televisorino la versione in 4K e non è che dicevi, ah beh, sto a vedere un altro gioco. esatto. Cioè, sì, No, potevi, si nota la cotta però di maglia cioè comunque s- più definita, però insomma, sicuramente hai ragione te, noti molto di più il doppio del frame rate. certo. Quello è una No, ma differenza. infatti sarà più facile rimanere impressionati da altre cose che non dal dettaglio grafico, cioè se vedi un'intelligenza artificiale particolarmente elaborata, oppure per Una dire fisica molto elaborata. Days Gone, Sì, cioè
impressiona, perché non per la qualità del dettaglio grafico, ma perché su schermo vedi un migliaio di zombie che si muovono tutti assieme, capito? Per quello. Ancora un po' di domande, che poi la domanda più ricorrente di tutti, Mistero, Sephiroth, Leonard, fondamentalmente provi PS4 Pro su un televisore a 1080p, ha senso, conviene? Si vedono delle differenze? Cos'è il super sampling? Perché uno dovrebbe fare questo switch? Vince. Beh, ne riparliamo tra qualche giorno. Per esempio, Mistero 1982 chiedeva se avessimo provato Esatto. la console su un televisore 1080p. Allora, chiaramente negli eventi a cui abbiamo partecipato, Sony ci teneva a far vedere il top del top, e quindi le TV erano tutte, credo, tutte o quasi tutte 4K, e nei prossimi giorni con la console faremo delle prove Sì. approfondite anche su 1080p, e quindi potremo dirlo meglio. Di sicuro, insomma, lì dipenderà anche dal gioco, dallo sviluppatore. Chiaramente si vedranno diciamo, dei passi avanti se valgono l'acquisto o meglio, il passaggio dalla versione vecchia della PlayStation 4 a quella nuova, è quello, non lo Ho, so. Vai. ho la doppia domanda per Simone, veloci, Ok. Simo, perché stiamo già lunghissimi. Sempre Mistero, che proprio evidentemente gli sta addosso sta roba. Mhm. Dice, permettetemi di dire una cosa sulla potenza del marketing di Sony. In pratica, Sony fa uscire una console che garantisce teoricamente 1080p e 60 frame al secondo e la celebra questa cosa quando è una cosa che sarebbe dovuta essere normale all'uscita di PlayStation 4. E dice, mi infastidisce che riescano a far passare come eccezionale una cosa che doveva succedere ormai 3 anni fa. Come Ma, vuoi rispondere a questa cosa qui, ad aver scoperto la potenza del ma- marketing? cioè, in realtà su sto fatto dei 1080p e vari frame al secondo, 30, 60, c'è un grosso fraintendimento. Cioè, se prendi un cubo bianco e lo fai girare in mezzo allo schermo, lo puoi far girare pure a 8K e a 120 frame al secondo. Sony non è che Sony ti dà una macchina con delle specifiche, poi a seconda del livello di dettaglio che raggiungono i giochi e a seconda degli effetti che vogliono ottenere gli sviluppatori, riescono a farli andare a una risoluzione maggiore o inferiore. Io quello che so per certo è che prima del lancio della console c'era un giro delle specifiche, posso dire in modo ufficioso sta cosa, ma c'era un giro delle specifiche che erano molto più alte. Una cosa che in pochi hanno notato all'inizio di questa generazione è che c'erano stati downgrade di moltissimi giochi, che è una cosa che non è mai successa a inizio generazione. Quando mai si è visto, anche su PlayStation 3 o Xbox 360 o PlayStation 2, andando indietro, dei giochi che venivano mostrati in un modo e poi uscivano in un altro. Dice, a parte la computer Probabilmente grafica del gioco X su PlayStation 3, poi... sì, no, Cioè, dici, forse evidentemente dietro c'è stata Sony stesso o Microsoft che hanno modificato pesantemente le specifiche perché hanno dovuto probabilmente ribassare per tenere bassi i prezzi, poi fondamentalmente che si riduce tutto faccio lì. un'ipotesi, probabilmente avevano dato delle specifiche, tutti avevano lavorato su quelle E specifiche poi le hanno cambiate in corsa. e poi le hanno cambiate, però una volta che hai raggiunto un certo livello di dettaglio, andare a tagliati è abbastanza complicato e Mm, infatti ci sono stati risultati come Watch Dogs o come lo stesso Call of Duty Ghosts, che comunque era abbastanza castrato rispetto a ok. quelle che erano le Quindi, promesse. quindi Ok. fondamentalmente anche per rispondere al mistero possiamo dire che non è che Sony andava a celebrare il 1080p a 60, perché è una cosa che neanche io Esatto. ricordo. Cioè, Non è una cosa, cioè non è infatti, una cosa che dipende da dal Sony, produttore esatto. hardware, da Sony. Sony ci può arrivare, sì, a determinate condizioni Poi dello lo sviluppo di sviluppatore giochi. che preferisce far girare il gioco a 30 perché magari gli piace far vedere Uncharted 4, ecco, diciamo. Ok, se aumento dettaglio, è chiaro che le stesse specifiche faticheranno di più a farlo girare. E calcolate poi che su console non possono tenere un frame rate troppo instabile. Ok, quindi cioè i 30 e i 60 non sono come posso dire, come su PC, miro ai 30, però poi possono andare a 50, Sì, sì, là devi stare faccio più come fisso cazzo mi sulla pare. console, sì, sì. Deve stare più fisso, quindi Allora,
Ne approfitto mentre Questo taglio. prettamente tecnico, ecco. Sì, sì, mentre continui a tagliare Simone, ne approfitto per due cose. Uno, c'è la telefonata. Non c'è la telefonata. Numero in sovraimpressione, No, avete no. 30 secondi per chiamare mentre faccio l'ultima domanda a Simone. Questa è una Se domanda volete la veramente faccio io la secca. telefonata, eh? Non Volete la fai faccio io la te. telefonata? Dai, fai As- tu la telefonata così. Domanda secca, Simo, che ce la Vai. fa Jack di Level. Adesso che si comincia a capire a cosa punta PS4 Pro, e per me già parte da un presupposto un po' sbagliato, quanto pensi che durerà il suo ciclo vitale? Ovvero, quando pensi possa uscire PlayStation 5? Senti che domandona. Intanto non sappiamo se sarà PlayStation 5 Bravissimo. o magari PlayStation Super Pro, perché a sto punto Se vede che siamo due di Roma, Simo, perché io la penso in Ok. modo identico. Per me si chiamerà PlayStation, punto. Perché sei Ok, di perché- Anzio? Vabbè, No, le perché a cose sto provincia. punto non sappiamo Tu i dici che cicli. sei di E poi, Napoli. Non mi dico. dato che garantiscono compatibilità con quello che c'era prima, a sto punto saranno obbligati a farlo pure con la nuova console. Certo. Non vi aspettate qualcosa di completamente differente, probabilmente sarà un nuovo hardware che si chiami 5, 6, Antonio o Gigi, che comunque garantirà le stesse cose che fa PlayStation 4, ma meglio. Cioè avrà caratteristiche migliori, ma l'architettura sarà Sarà quella, ok. e porterà grosse innovazioni. Quindi, secondo te, Super PlayStation Pro, come si chiamerà? 3 anni? Come il tempo che ci è voluta fra la 4 e la Pro? Diciamo che 3 anni secondo me è un tempo realistico. Natale 2019 potremmo avere tra le mani Super PlayStation Pro. Ma lei la Massimo suoneria PlayStation ogni B. volta. Non l'ho fatta apposta, l'hanno Cioè- regolata da regia. Scusa, Simo? Diciamo che sarà la console di lancio del gioco di Kojima, dai. Pure lui ci crede molto. Allora, sentiamo chi abbiamo qui dal vivo. Sentiamo. Pronto? È pronto. Pronto? È pronto. Pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Da dove chiami? Sono Gian Lorenzo, chiamo da Susa, provincia di Torino. Come ti chiami? Gian Lorenzo. Ah, Gian Lorenzo, scusa, non avevo capito. Sì, è un nome un po' strano. No, no, figurati, mi chiamo Pierpaolo, quindi i nomi composti vincono Bravo. sempre. Ehi, 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 ehi. ehi là, già fighissimo, adesso magari sta con la diretta di qua, se no mi sento doppio. bravissimo, altrimenti poi ti rimbambisci. Infatti è un casino perché sento dopo. Bene, ciao. Allora, parlavamo di PS4 Pro, no? Hai pochissimo tempo, quindi devi essere super fast. Sì, parliamo di PlayStation 4 Pro, Vi dici. dico questo, è un casino. Io per esempio ho un televisore 1080p, devo capire appena esce veramente quanto potrà darmi un privilegio o comunque un boost in termini di prestazioni su 1080p. È una cosa veramente importante, perché fare una spesa di una TV 4K solo per PS4 Pro la vedo un po' dura, Ok. come ora. Quindi diciamo tu ti unisci a quel coro enorme che noi ritroviamo sul sito, mi confermi Vince, Sì. di persone che vogliono sapere cosa cazzo succede quando si monta questa console su un 1080p, perché del 4K Precisamente. non ce ne frega nulla, o comunque non per 4K ora. No, Ok. precisamente. Perf- Proprio è una questione importante. Però io questo voglio capire, ti faccio io la controdomanda. Cosa deve cambiare a te per stimolarti l'acquisto? Cioè, visto che adesso tu ci hai chiamato e sei più o meno quello che tutti vogliono, cioè, cos'è che a te ti dice, ah, adesso sono contento, ho fatto bene a prenderla? Cioè, cos'è? Cosa dovresti vedere per poter dire, ok, ho fatto bene? Dovrei vedere veramente, per prima cosa, un frame rate stabile. Ok? Cioè io mi voglio adesso un Rise of the Tomb Raider che io ho preso per PS4, lo voglio vedermelo a 60. Per esempio, è la prima che trovo. Oppure, non lo so, un frame rate che sia veramente anche solo a 30 ma stabile, fisso, che non abbia cali. Un Assassin's Creed Unity, per esempio, un nuovo Assassin's Creed che mi esce che abbia un frame rate bello stabile. Per esempio. Ok. Ti voglio fare un'ultima domanda. Tu hai anche PC o sei giocatore solo ed esclusivamente di PlayStation? Ah, solo console, purtroppo. Solo console. Ho giocato un po' su PC, perché un portatile ho giocato tempo fa sul mio portatile che riusciva a reggere giochi tipo vecchi come Dishonored, come Far Cry 3, adesso purtroppo non più, Ok. cioè sono solo più console. Quindi, ok, perfetto. Ti ringrazio, Gian Lorenzo. Beh, bella bellissima ottimo. telefonata. Sei stato gentilissimo. Un abbraccio fortissimo. Grazie a voi. Ciao, ciao, Gian Lorenzo. Comunque interessante perché comunque rispecchia perfettamente quello che tutti continuano a dire. Perfetto. Ed è bello perché Quindi abbiamo chiuso la giornata del... Vabbè, dai, è piacevole, è stato simpatico. Sì, Gian sì, sì, Lorenzo. sì, però No, mi piace perché tu avevi ribadisce una cosa che ai possessori di console, a cui i possessori di console preme molto la E tu questione lo del dicevi frame rate. benissimo. Anche perché nel momento in cui esce il gioco che su PlayStation 4 Pro che ti cala i frame, E che cazzo? Esatto, dopo che ci hai speso pure i soldi. No, lì sarà da vedere.
non c'è da aspettare molto perché comunque, ripeto, settimana prossima, ma già nei prossimi giorni usciranno analisi di diverso tipo. Anche da Quindi- noi. Assolutamente, ma solo da noi. Solo da noi, Solo bravo, da noi. mi piace. Simo, perdonaci per il poco tempo, ma grazie per averci regalato un sacco di info da insider. Grazie a voi. E ricordatevi, potete seguirlo, lo trovate colui che scrive i titoli più fastidiosi di multiplayer. Grazie Simo, sei il nostro tesoro. Ciao! Ciao a tutti, ciao ciao ciao. Ciao ciao ciao. Allora, passiamo di corsissima al secondo argomento, dicevamo Slaps and Beans, ma prima di iniziare a parlare, il trailer con cui lo hanno annunciato su Kickstarter. Ed eccoci qui tornati, vedete subito alle mie spalle Gerardo e Fabrizio, o due, eccoci qui, due del team di sviluppo, due ragazzi del team di sviluppo di Trinity, giusto? Trinity Team. Trinity Team, appunto, che stanno lavorando, hanno lavorato, continueranno a lavorare su Slaps and Beans, come abbiamo detto. Gerardo ha fatto una faccetta, però in realtà a giudicare da come sta andando il Kickstarter, insomma, Sì, non ci sbilanciamo finché non è finito, cioè almeno finché non a tocchi ferro. Allora, infatti, prima cosa, raccontateci un po' come sta andando il crowdfunding. Ricordiamo, Slaps and Beans è stato annunciato, se non sbaglio, 2 giorni fa su Kickstarter, dico Qualche bene? giorno fa. No, il 28. Una settimana Ah, fa, ok, perdonate, una settimana. fa. Quanto chiedevate e quanto avete raggiunto? Insomma, diamo un po' di info. Allora, chiedevamo 130.000 euro e adesso siamo a 91. Quindi 91? Sì, 91 euro o 91.000 euro? 91.000 euro. Perché c'era un problema con 91 euro. Allora, io voglio farvi prima di tutto, cioè veramente un paio, 2 o 3 domande velocissime. Quanti siete nel team? Che è una di quelle cose che fa sempre piacere. E come siete organizzati? Nel senso, siete un team che lavora completamente in remoto? Siete un team che lavora tutti insieme nella stessa stanza, eccetera, eccetera? e, vado io. E attualmente il team, cioè il nucleo del team è composto da me, Fabrizio Zagaglia, Marco Agricola e Manuel Labate. Cioè, il motivo per cui stiamo facendo il Kickstarter è proprio perché ci stiamo lavorando fuori da orario lavorativo, la sera, e quindi ci serve un pochino ci servono un po' di risorse per poterci impegnare un po' più a tempo pieno su questa cosa. E poi abbiamo diversi collaboratori che ci hanno dato una mano finora, ad esempio per le musiche ci ha dato una mano Massimiliano Di Fraia e Davide Luzzi, che hanno fatto le musiche del trailer. Ok. Dobbiamo metterci una musica degli Oliveronio, però ci hanno detto no. Sarebbe costata quanto i Kickstarter probabilmente utilizzarla. Sì, da sola. no, che sì, diciamo che era Un po' troppo sotto licenza. Sì, un po' troppo sì. Poi in realtà è previsto che dovremmo riuscire a utilizzare, se poi la campagna va bene, anche Certo. a coprire i costi di licenze delle musiche originali. Però adesso investire tanto solo per 40 secondi di trailer ci sembrava un pochino. Un E pochino quindi stupidotto, giustamente, mi sembra intelligente. Allora, io credo
incrociando le Comunque, dita, non voglio... Scusa? no, comunque è piaciuta molto la musica, quindi è andata bene così. Sì, è stato molto in linea con proprio lo stile, cioè è riuscito a fare una musica che cioè, sembra chiaramente ispirata a quello che ci si aspetta da un film di Bud Spencer e Terence Hill, quindi è stato bravissimo. Io voglio dirvi soltanto questa cosa, allora, il Kickstarter di nuovo, incrociando le dita, per superstizione non dirò nulla in proposito, però diciamo che di solito i primi 10 giorni sono un buon riferimento di come effettivamente può andare il Kickstarter fino alla fine. Io volevo chiedervi... come vi è nata l'idea di fare il Kickstarter? Cioè, dove è stata l'esigenza? Tu hai detto, noi ci lavoravamo extra orario di lavoro normale. Come vi è venuto in mente a un certo punto di decidere, ok, andiamo a fare il crowdfunding? Perché, ve lo chiedo semplicemente perché, se non sbaglio, un po' la parabola dei Kickstarter, dei progetti di crowdfunding, sembrava che si fosse un po' esaurita, nel senso c'è stato un grandissimo boom 2 anni fa, poi l'anno scorso, poi quest'anno sembra che sempre No, sai meno... che più che altro ci sono stati tantissimi progetti Grandi. fallimentari perché hanno visto tutti quanto poteva essere quale poteva essere il potenziale di Kickstarter e ci si sono lanciati in molti senza avere nessuna strategia, né a volte neanche dei progetti interessanti e quindi sembrava che fossero aumentati appunto i casi cioè sono aumentati sicuramente la percentuale di casi falliti. Esatto. Ma quello è aumentato anche la popolarità della piattaforma. Esatto, però quello che volevo chiedere, perché vi spiego, se non sbaglio, Slaps and Beans se ne parla già da, secondo me, un annetto, che inizialmente era addirittura non ufficiale, cioè il gioco non ufficiale di Bud Spencer e Terence Hill. Perché avete scelto adesso di andare su Kickstarter, non un anno fa? Innanzitutto la scelta di andare su Kickstarter deriva, a parte che di fare un gioco su Bud e Terence se ne parlava da 5-6 anni. Diciamo, pensa se potessimo fare un gioco... E poi ci fu la jam di Volt, Spaghetti Western, e facemmo Schiaffi Fagioli. Sì, che non era un progetto autorizzato, era un omaggio, però già lì si era capito che era una cosa che avrebbe potuto funzionare, cioè c'era una bella community, è stata presa bene da tutti quanti. E il motivo per cui si è fatto dopo un anno è che diciamo con la demo ci siamo un po' ci siamo presi qualche libertà, diciamo così. Okay. Però abbiamo detto, se vogliamo fare una cosa seria fatta bene, bisogna chiedere il permesso, naturalmente. Quindi siamo riusciti a contattare la famiglia di Bud e c'è stata una trattativa, è passato un po' di tempo, oramai è quasi un anno che sono in contatto con la famiglia Pedersoli e niente, quindi ci è voluto del tempo proprio per riuscire a organizzare tutta questa cosa qui, perché comunque non è semplice smuovere 2 personaggi come Bud Poi anche per Spencer. preparare la campagna, Sì. gli aspetti grafici. Anche 2 o 3 mesi di preparazione della campagna ci sono voluti. Ok. Diciamo. Quindi diciamo sono stati tempi tecnici, possiamo dire, perché il passaggio importante è stato appunto da un progetto, ecco, il sogno, che figata fare il gioco su Bud Spencer e Terence Hill, è il gioco di Bud Spencer e Terence Hill, quindi insomma c'è un bel salto di mezzo. Non so, È l'ultimo progetto approvato da Bud in persona. esatto, perché purtroppo proprio Bud è venuto a mancare un paio di mesi fa, più o meno 2 o 3 mesi fa, credo, fra una cosa e l'altra. E mi sembra più o meno, credo, L'estate, mi sembra. in estate comunque sì. E vi volevo chiedere, poi passo la parola a Vincenzo che sicuramente è più esperto di me in proposito, fa anche domande più intelligenti. Avete un aneddoto, una cosa carina, un retroscena proprio del momento di contatto con Bud Spencer, e non so se c'è stato di mezzo anche Terence Hill, insomma qualcosa che vi ha fatto dire, oh, che figata, mi sa che stiamo sulla strada giusta, perché o ci hanno risposto, insomma un elemento carino da raccontare a chi ci sta seguendo, che magari sono tutti molto molto curiosi in proposito. Ma diciamo che è stato un percorso molto lungo, perché comunque inizialmente eravamo un po' preoccupati, perché noi l'abbiamo fatto in buona fede, era una cosa che piaceva, sapevamo che potevamo avere dei problemi, perché comunque nonostante avessimo messo un disclaimer, quindi il primo giorno quando mi chiamò Alessandro Pedersoli, il nipote di Bud, eravamo un pochino preoccupati, comunque cioè, noi gli dicevamo, guardate, è un omaggio, non ci stiamo guadagnando niente, è solo una cosa bellina che hanno fatto dei fan, invece sono stati molto disponibili, quindi sono sceso a Roma e abbiamo chiacchierato. Inizialmente abbiamo detto, per noi l'omaggio noi l'abbiamo fatto, può anche terminare qui, poi insistevano per farlo. No, Loro hanno insistito addirittura per fare il gioco? Però hanno detto tutto si può fare, una cosa bella, alla fine
hanno visto che eravamo in buona fede, loro erano, cioè, nessuno voleva, diciamo che è andata molto bene, anche a livello diciamo di rapporti umani è andata molto bene come cosa. A me è una cosa Però- che ha sorpreso tantissimo, perché stavo spizzando le statistiche del Kickstarter, e che è andato, non so se addirittura meglio, ma allo stesso livello in Italia e in Germania. Cioè non mi aspettavo che andasse così bene in Germania. No, Quant'è Germania? no, Germania sono tipo un rapporto 3-1 con È l'Italia. andato molto meglio, quindi. Ma perché la Germania, cioè in realtà lo sapevamo già, infatti era per quello anche che ci ha spinto un pochino, perché noi non puntavamo principalmente all'Italia, sapevamo che in Germania erano molto famosi e che la Siamo più Germania abituati a- sì, funziona anche di più il concetto di crowdfunding in Germania. Diciamo che funziona di più ovunque tranne che in Italia il sistema del crowdfunding. Cioè... come tante altre cose. Esatto. Diciamo che poi è il secondo paese, la Germania, come donazioni in Europa per il crowdfunding, mi pare avevamo visto delle statistiche. E diciamo Sì, non si sì, spaventano quando vanno nella pagina di Kickstarter, invece in Italia ti guardano sempre un pochino così, non sanno bene cosa stai facendo, perché stai chiedendo dei soldi, e quindi sì, diciamo che è grazie alla Germania se sta andando così bene principalmente adesso. Quindi se mai dovessimo vedere il gioco ufficiale di Bud Spencer e Terence Hill, dovremo ringraziare i nostri Germania. cugini crudi. Esatto. Infatti, In Germania hanno fatto una piscina intitolata a Carlo Pedersoli, cioè per dire come è visto, anche il direttore della Bild mi pare ha fatto un articolo per il compleanno che è stato il 31, qualche giorno fa, il 31 ottobre, e lui è un grande fan di Bud Spencer. fantastico. Da noi in realtà i giornali grossi non è che sì, infatti la stampa. Sì, avranno magari la colonnina al solito. E Sì, ma neanche tanto, io mi aspettavo qualcosa di più sinceramente dai giornali italiani, non ne hanno parlato tantissimo. allora, ti volevo fare un pochino di domande che ci sono arrivati anche dagli ascoltatori comunque, che sono molto interessati comunque al progetto. A parte, lo diciamo subito, vi guardano anche con molta stima, addirittura ci sono arrivati anche un paio che hanno scritto dicendo: ma raccontateci come funziona l'approccio a Kickstarter, perché mi piacerebbe scrivere una tesi in proposito. Vedo Edo Pomp, tralasciamo questa Esatto, parte. diciamo che non c'è molto tempo. Magari li puoi contattare personalmente dal canale, saranno magari anche contenti di darti un po' di supporto, a raccontarti qualcosa a livello del crowdfunding, come funziona. Però ci sono un paio di domande ricorrenti. Uno, sarà in italiano il gioco, anche se i tedeschi lo stanno finanziando. Sì. Sarà italiano? Tedesco, poi proviamo ungherese, spagnolo, francese. Da subito, cioè a campagna che entra con tutte e 5 lingue appena passa la campagna, o avete messo dei traguardi per fare più lingue? Ma no, alla Da fine subito. guarda che abbiamo un sacco di gente che già si Esatto. è proposta Per che fare conoscono il... ok. la memoria dei film e non vedono l'ora di darci una mano, soprattutto in ungheresi, perché sono molto famosi anche in Ungheria. Figo. No, anche perché non ci saranno molto probabilmente doppiaggi. E certo, è tutto perché, ma essendo un titolo fra virgolette 8 bit come stile, anche se non è 8 bit, metto sempre 100 milioni di virgolette, però ovvio non ci sarà il doppiaggio, immagini i testi scritti come console. Sarebbe stato bello, ma purtroppo anche i doppiatori di Bud e Terence non ci sono più, Pinolocchi e come si chiama quello di... Però, no, sarebbe solo sì, avessimo avuto le voci originali sarebbe stata anche ancora una più figo. Guarda che forse è stato un po' fuori budget, però. L'altra domanda era, se non sbaglio, ma qui potrei sbagliare, il gioco nel Kickstarter dite che è PC, Mac, Linux. Dico bene o mi ricordo male? Sì. Avete pensato a fare un'ipotesi mobile o console? Visto che ovviamente la seconda domanda importante che ci fanno gli ascoltatori? Ma sì, dipende innanzitutto un po' come va su PC, però l'idea è comunque di ampliare comunque il target anche a console se sarà possibile, e mobile con diciamo modalità di gameplay leggermente rivedute. Ok. Fabrizio, questo entusiasmo mi fa capire che sarai tu in caso a dover programmare la versione per console. Probabilmente sì. Ok. Perché motore immagino cosa utilizzate, tipo Unity, suppongo, qualcosa del genere, che
che vi permetta il transito. Io voglio farvi ancora un'altra domanda, anche se questa non arriva dagli ascoltatori. Fino ad oggi qual è stata la cosa più difficile che avete incontrato nello sviluppare questo gioco ufficiale di Bud Spencer e Terence Hill? La roba che magari vi ha fatto sbattere la testa e avete quasi detto, oh, quasi quasi lasciamo stare. C'è stato un elemento veramente complesso? Dalla risata direi centinaia. No, a livello tecnico No. diciamo che ancora molte cose le stiamo affrontando, quindi forse A rimane livello burocratico. sì le autorizzazioni, perché sì, appunto è passato un anno per arrivare dove siamo arrivati, cioè, non è semplice andare a prendere due personaggi come Bud Spencer e poi Terence Hill, soprattutto che comunque Io aspetta, fermi che vi sento un attimo male, che mi sa che è stata un attimo la connessione. Adesso dovreste essere ritornati con l'audio giusto? Provate a dirmi qualcosa. No, non vi sentiamo più. Dalla regia potete magari provare a richiamarli un attimo su Skype? Secondo me si è impallato proprio Skype. Intanto noi continuiamo a parlare. Dicevo, Vince, è figo il fatto che comunque nasce da un progetto, veramente un sogno. Diciamo, mi piacerebbe fare il gioco di Terence Hill. Veramente si incastrano tutti i tasselli e arrivi a fare il videogioco di Terence Hill e Bud E non Spencer. sempre succede, perché Eh. spesso e volentieri c'è l'ostacolo in questo caso era la famiglia, anzi in realtà le due realtà, famiglie. perché poi anche con Terence Hill magari non vedono nessuna opportunità, non gli piace il progetto e te lo bloccano così. Secco. Esatto. Che è una cosa che Invece- succede per esempio con molti franchise importanti. Alla fine comunque Bud Spencer e Terence Hill sono un franchise molto importante a livello nazionale, comunque, cioè ha un suo clamore, una sua importanza, e tra l'altro secondo me rispetto all'estero è una grande difficoltà che in Italia secondo me è molto più difficile far capire il valore del videogioco. Cioè dire stanno facendo il videogioco ufficiale, chissà se lo riescono a concepire che stanno facendo il videogioco ufficiale. No, ma poi credo che questo fosse... Proviamo a sentirci? Ci sentiamo? io Oh, Ok, perfetto. sì, perfetto. Scusate, non vi sentivamo più correttamente. Stavo dicendo, il problema burocratico, stavate dicendo, è stato quello un po' più complesso, se ho capito bene. Sì, no, loro sono sempre stati ben disposti, però naturalmente non è semplice, Mm. perché sono due personaggi, a parte che era tanto tempo che non lavoravano insieme. Poi voglio dire, siamo arrivati lì, non è che avessimo questo gran potere contrattuale quando siamo arrivati, avevamo quella demo, mi è piaciuta molto, quindi diciamo che c'è stato un periodo un po' lungo di trattative. No, io sono Anche- dell'opinione che un progetto del genere o nasce adesso o rischia di non nascere più, perché a parte che è ovvio che nasca dai fan, ma poi siamo proprio in un periodo in cui, cioè, comunque tu li hai visti Bud Spencer e Terence Hill, io che sono più giovane anche li ho visti, cioè tra 10 anni io non penso che faranno i remake di Bud Spencer, mi auguro che non succederà mai con Non lo so, il remake di Trinità. competizione tutte le sere praticamente, quindi non è detto. Ma oltre al quindi- fatto che abbiamo scoperto che anche dei giovanissimi, anche ragazzi di 13-12 anni conoscono, perché i genitori comunque Li fanno vedere. Sì, sì. È ovvio, infatti quello che dicevo prima, magari c'è tuo padre che ti fa vedere il film di Bud Spencer e Terence Hill e quindi ovviamente lo conosci per osmosi, diciamo, li conosci... E speriamo possa andare avanti il più a lungo possibile, però secondo me questo è il momento perfetto per un progetto del genere. E tra l'altro io intravedo un quadretto, se non mi sbaglio, di Trinità alle spalle. Sì. Il progetto nasceva come appunto un fangame, una demo basata appunto su Trinità. Questo è un po' diverso in realtà perché mantiene sempre quel genere lì, ovvero del picchiaduro del beat'em up alla Double Dragon. Però a parte che ho visto che hanno visto anche i lettori attraverso il trailer, attraversa diversi film. E poi ho intravisto qualche minigioco, se potete spiegare proprio brevemente come funziona, cioè nella vostra testa, perché poi magari qualcosa cambierà nei prossimi mesi, ma come si attraversa, che so, da un film all'altro i vari minigiochi. Innanzitutto diciamo che non è il gioco di Trinità, non è il gioco di nessun film, questo chiariamolo, perché... Una storia originale che permette
diciamo, questi salti temporali di ambientazione. Sì, Giungla, c'è Miami. qualche stratagemma narrativo per riuscire a mettere dentro un po' tutto, però la storia sarà nuova e sarà comunque più possibile fedele diciamo, al template di un film di Bud Spencer e Terence Hill, diciamo. Però purtroppo lì c'è un discorso di diritti cinematografici che non possiamo affrontare, giustamente. Ok. E quindi, Però comunque l'idea è di unirli in qualche modo l'uno con l'altro. Ok. comunque loro erano quello, cioè in qualsiasi film erano Sì, riconosciuti. ovunque li piazzi era la coppia che funzionava con determinati elementi narrativi, diciamo, quindi... Mi piacciono i Bud Spencer e Terence Hill, quelli che ci facevano ridere, Esatto. di quel periodo anni 70, cioè quelli film comunque più belli, cioè che piacciono di più a noi, sinceramente. Esatto. Allora, io così un'ultima domanda, andiamo verso la chiusura della puntata. Adesso i passi quali sono? Quando chiude il Kickstarter precisamente? L'11 dicembre. L'11 dicembre, quindi allora, prima di tutto voi che siete in ascolto, vi invitiamo, tanto lo trovate anche su Multiplayer dappertutto, la pagina e il link per vedere il Kickstarter, così potete donare se il progetto vi interessa, fino all'11 dicembre. Nel momento in cui entrate in sviluppo, secondo voi realisticamente, nel momento in cui entra, so che è la domanda più di cacca che io vi posso fare, la domanda peggiore, eccetera, eccetera, nel momento in cui il Kickstarter finisce bene, tutto quanto, in quanto tempo secondo voi riusciremo a vedere il gioco? Lo so, è la peggiore domanda di tutti i tempi, però sono obbligato a farla. No, non è così. Diciamo che per la fine dell'anno prossimo. Ok, quindi chiuso il Kickstarter in un anno dovremo riuscire a vedere il gioco almeno su PC. Con i calcoli che abbiamo fatto, sì. Ok, va bene, ringraziamo Gerardo e Fabrizio che sono Grazie stati... mille ragazzi. Sono stati In bocca al lupo. Esatto, in bocca al lupo assolutamente. Grazie mille. Allora, torniamo noi che andiamo verso la chiusura. Sta carino, dai. Molto Almeno carino. Ogni tanto un po' di cultura in questo Cazzo. format che tu vuoi in tutti i modi Rendere spaccare. senza cultura. E infatti abbiamo giusto, ragazzi, 6 No, minuti. no, visto che è tardissimo. Ma ha Fatto durata un'ora meno la piena. puntata perché abbiamo iniziato No, non è tardi. Allora, vero. 0744, guarda, già l'hanno messa dalla Ma non è regia. vero. 24 62 129, il tempo per una domanda o due domande brevissime. Ah, due mo. Sì, sono Abbiamo, brevissime. abbiamo recuperato tutto il tempo. È fighissimo, Siamo è stato stati molto bravissimi. figo. Allora, ragazzi, questa cosa è stata molto figo. Mi dispiace che, come al solito, parli di PS4 Pro è l'apoteosi, parli di qualsiasi altra cosa è il nulla, però è... A noi ci interessava, insomma, Vincenzo ha avuto questa bellissima idea di dire parliamo di un titolo italiano fatto da ragazzi italiani che possono partecipare a Ma questa poi il chiacchiera. progetto È è molto ganzo. figo. Io infatti pensavo da subito l'avrebbero fatto su mobile. Perché un titolo del genere secondo me è molto Però questo è un figo. titolo e loro faranno, mi sembra di aver intravisto nella descrizione, loro faranno una specie di mini cabinato, perché proprio da sala giochi... Anni 80, esatto, perché è ti proprio devi Double ricordare- Dragon, quei giochi lì. È molto carino, il progetto non è male assolutamente. E non c'era la data, vedi, non abbiamo chiesto il prezzo di vendita. Ci sono diversi... Allora, vado a memoria, se non ricordo male, la copia digitale o di 15 euro o a 20 euro, Ok. uno dei due. Ok, quindi comunque sarà un titolo abbastanza premium per essere un indie Sì, su sì, Steam. Non sarà un titolo di poco conto. Allora, sentiamo per la gioia di Vincenzo chi abbiamo in linea. Pronto? 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 Sì, Pierpaolo? Sì, ciao, chi sei? Da dove chiami? Ciao Pierpaolo, sono Patrizio, tuo grande amicone ormai. Ciao caro. Ah, vi già chiamato te, Patrizio? Sì, ho già chiamato, sì. Fantastico. Ascolta, niente, io volevo parlare, volevo fare un po' di chiarezza su questo Kickstarter, perché Vai. sarò forse l'unico al mondo, ma io non ho capito bene. Cioè, le persone chiedono soldi per fare un gioco, in questo caso 8 bit, 180.000 euro, e se non arrivasse 130.000 diciamo, euro. al culmine di questi 180.000 euro, che cosa succede? Che Vai. ti ritornano Allora, i soldi guarda, Patri, indietro. hai generato il fastidio No, massimo no, di perché, Vincenzo. vabbè, è una cosa abbastanza vecchia. Con Kickstarter, se non raggiungono i soldi, la quota chiesta, tutti ricevono i soldi indietro, molto semplicemente. In pratica tu paghi nel momento in cui dai i soldi, che poi sono 130, non sono 180.000 euro, sia chiaro. Non che siano pochi, cioè mancherebbe, però sono 130... Infatti 130.000 Vabbè, euro quello è per lo sviluppo, però è per un gioco che ci vuole degli anni di sviluppo, cioè comunque
se ci credi, finanzi, se non ci credi, se tu pensi che se li vadano a spendere in donne e viaggi, sei libero di non darglieli, però loro ti spiegano che devono fare quel progetto, se si conclude, tu i soldi glieli dati e vedi il gioco e ti arriva anche il gioco, perché ovviamente dipende quanto hai dato. Se non si conclude, quello che ti succede è che ti vengono ridati i soldi, cioè comunque non è che se non si chiude il Kickstarter non ti vengono dati i soldi indietro. Il problema, fra virgolette, è che naturalmente se il Kickstarter si chiude, qui Vincenzo mi puoi dar conferma te, se il Kickstarter si chiude, ma poi loro non sviluppano il gioco, te la prendi ovviamente in quel posto, ma quello Sì. è l'elemento di fiducia che tu Sono dai. delle eccezioni estremamente rare, poi comunque loro stanno a Bologna, se vuoi li vai a Gli vanno prendere a menare. casa, esatto. Quindi sono due persone Ho capito, effettive. ho capito. Bene, comunque insomma non volevo rendere questo servizio privato, Bravo. quindi insomma forza Bud Spencer e forza Terence Hill e che il gioco sia veramente bello, ecco. Però glieli devi dare i soldi a questo punto,